Garry Kasparov è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi giocatori di scacchi della storia. World chess champion Garry Kasparov. For 20 years, Garry Kasparov was the greatest chess player in the world. Between Garry Kasparov, I am here with Garry Kasparov, who's of course... You should go to Garry Kasparov. He is waiting for 14 years. Noto per la sua straordinaria intelligenza, audacia e dominio della scacchiera. Nato il 13 aprile 1963 a Baku, in Azerbaigian, all'epoca parte dell'Unione Sovietica, Kasparov ha dimostrato il suo talento eccezionale fin da giovane, intraprendendo un percorso che lo avrebbe portato a diventare uno degli scacchisti più famosi e influenti di tutti i tempi. La passione di Kasparov per gli scacchi è iniziata all'età di 5 anni, quando ha imparato le regole dal padre. Mostrando una notevole abilità nel gioco, è stato rapidamente notato dai maestri locali. A soli 12 anni, nel 1975, è diventato il più giovane giocatore a vincere il campionato sovietico di scacchi juniores, dimostrando chiaramente il suo straordinario potenziale. Nel 1985, a soli 22 anni, Garry Kasparov ha sconfitto il leggendario campione del mondo Anatoly Karpov, diventando il più giovane e forte campione del mondo di scacchi. Questo epico scontro, noto anche come il match del secolo, è durato 5 mesi e 48 partite, stabilendo numerosi record per la durata e l'intensità. Il match inizia in maniera particolare, Kasparov inizia a perdere le prime partite, tant'è che tutti ormai erano convinti che Karpov sarebbe rimasto il campione del mondo, ma pian piano, partita dopo partita, Kasparov inizia a capire lo stile di gioco di Karpov e inizia così un'incredibile rimonta. Ed è proprio su questa rimonta che il presidente della FIDE decide di sospendere il match, creando così l'inizio di una delle rivalità più famose della storia degli scacchi. Kasparov ha dominato la scena degli scacchi mondiali per oltre un decennio, difendendo con successo il suo titolo mondiale in diverse occasioni. La sua abilità unica nel combinare la strategia profonda con un gioco aggressivo e dinamico lo ha reso un avversario temibile. Il suo stile di gioco innovativo e la sua capacità di calcolare varianti complesse hanno fatto di lui una figura leggendaria nel mondo degli scacchi. Oltre ai suoi successi in campo, Kasparov ha contribuito significativamente allo sviluppo teorico degli scacchi, introducendo nuove idee e approcci al gioco. Il suo libro, che poi in realtà è una collana di libri, I miei grandi predecessori, è diventato un classico nel mondo degli scacchi, analizzando le partite dei grandi campioni del passato e presentando nuove prospettive sul gioco. Nel 1997 Garry Kasparov ha affrontato una delle sfide più memorabili della sua carriera, un match contro il computer IBM Deep Blue. Whoa! Deep Blue has instantly sacrificed with knight captures e6. Dopo una vittoria iniziale da parte di Kasparov, e ci ricordiamo noi tutti i commenti del campione del mondo che disse "è soltanto una macchina", il computer ha dimostrato una notevole capacità di adattamento e ha sorpreso il campione vincendo il match. Kasparov he stands up, he starts gesturing, he looks over at his mother. The chess world all expected Kasparov to win. Questo evento ha segnato un momento di svolta nella storia degli scacchi, simboleggiando la crescita esponenziale dell'intelligenza artificiale. E infatti noi oggi sappiamo che il campione del mondo non potrebbe mai battere il più forte motore realizzato a forza massima. Dopo il suo ritiro ufficiale dal gioco attivo nel 2005, Kasparov ha continuato a essere coinvolto nella politica russa e negli sforzi per promuovere la democrazia. La sua carriera e la sua personalità affascinante hanno fatto di lui una figura iconica non solo nel mondo degli scacchi, ma anche in ambiti più ampi, dimostrando che la sua influenza si estende ben oltre gli scacchi. let's pause, stop the video and think.